Franco Laporta, consigliere provinciale, è pronto a tuffarsi in questa campagna elettorale per diventare sindaco? Sì, sono prontissimo, anche perché è una sfida che ci tenevo portarla avanti da sempre e come tale la porterò con la stima, l'affetto che ho di questi miei cittadini che mi hanno sempre premiato e continuerò sicuramente ad essere premiato perché sto in mezzo a loro e con loro. Farò in modo che Raffadali venga trasformata nel migliore dei modi con tutte le condizioni possibili, a partire da tutto quello che può riguardare la colonia estiva, la viabilità, l'educazione sulla salute, lo sport, i giovani, gli anziani. Alle sue spalle 5 liste che lo sosterranno in questa sfida. Per il momento abbiamo 5 liste, ma con buona probabilità forse ne uscirà qualcun altro, ma non è un problema di liste, è un problema di liste complete e di liste con persone capaci, civili, della società civile, che mi daranno la spinta necessaria a far sì che il 6-7 maggio la gente possa votare Franco Laporta. Il cuore, le idee, i fatti, questo è lo slogan che porterà avanti Franco Laporta. Questo è lo slogan che ho sempre portato avanti perché la mia cultura è questa e come tale sicuramente lo porterò avanti tutte e tre perché sono la mia bandiera. Sindaco Faro, lei ha rinunciato ad andare avanti, oggi sostiene la candidatura di Franco Laporta. Guardi, io l'ho rinunciato di non ripropormi un anno fa, non ci credeva nessuno perché evidentemente nessuno pensava che io facessi sul serio. Quanto ha inciso la vicenda giudiziaria di suo fratello? Io penso che abbia inciso moltissimo. Mi devo dedicare un po' a mio fratello, alla famiglia di mio fratello, alla mia famiglia, ai miei genitori che sono anziani e non ho più tempo da dedicare alla mia collettività. Questo è quello che mi ha spinto fortemente a non ricandidarmi, oltre al fatto che penso in 5 anni di aver dato il massimo e tutto quello che potevo dare alla mia collettività